curiosa intervistare sul terremoto. Fai così. Sono Maria e io sono Sciara, mi sono venuta a intervistare mia nonna. Io sono Clara di Sint, mi chiamo Carina. Dopo c'è bere io sono di Che tu stai in Chiaron? Io sto in Chiaron, ho 50 voti, no, ben come no, ho mi chiamo Clara di Sint, mi chiamo Carina. Quando è stato il terremoto avevi 50 votanti. E sono in chiaro. Io sto a stare in Chiaron. Se ti visito dai momenti e dai dis prima del terremoto? Ma dai dis del terremoto io sì, non ho fatto tanta osservazione, però non sai che lì era tanti alto. Lì era proprio tanti alto che non si sopportava. Sì, del resto, altri particolari, io non ho fatto osservazioni. Sono state discriminazioni, per esempio il comportamento di spestis. Ma lo sai che i chiani si berlavano tanto. Dove ieri tu quando la terra ha cominciato a tremare? O erano in cucina e avevano fatto di cene. Con cui? Con cui? Con la mia famiglia, era mia figlia Maria Grazia, Livano e Gnom. Se stavi tu facendo? Lo stavi, avevi lavato la massaria, insomma, stavi lì. E la Maria tirava. E Fiorello le era già la taglietta. Ci hai tu provato a prime scosse? E a prime scosse sono spaventati, sono saltati due di fuori. Però il Fiorello le era già taglietta. E allora era stato là. E quando ero di fuori mi erano scosse tan grandi che il terreno faceva così, si muoveva via qua. Ad ogni minuto io non potevo stare in piso, se buttare per terra, io e la notte dei muinis, che stava ad ogni di noi, o si buttare per terra che non arrivavano a stare in piso. L'Ivano aveva la macchina lì dal cortile, ha colato un tocco di chiamin di linde di chiesa e la fruciata la macchina. E aveva in Fiorello tagliette che berlave e dopo la Maria Grazia, anche l'Ivano mi pare, e sono là dentro a Chiolo, l'hanno strisinato fuori come cagliere, che dopo l'ho visto di fuori sulla strada, che non poteva stare in piedi perché aveva un po' le gambe che tremavano, che non stava tan bene. E dopo abbiamo provato tante di che pure che non sapevamo più niente. E dopo un momento è venuto un aria tan scuro, che non si vedeva più niente. Però io per bande dal cimitero lì si vedeva Fuchs là. Che si stato il gas di sottiare alca. C'è che era qualche fuoco, poi veduto. C'è tu fatto? E dopo, sì, là, ste strade, non sapevamo di bene come venire là. Camminavamo io, finché si arrivasse il patocchi e lì cominciava a via della Iendo, che venivano d'ogni lì, dove erano spaventati, non sapevano che fare, noi eravamo lì, in Pins. Abbiamo stato tutta la notte così. E c'è tu veduto? Veduto. Speravo non mi venisse qualcuno a dare un salto, insomma, sì che non diede un po' di forza o coraggio anche sei. Però la notte abbiamo passato lì, camminando, via qua, sentati, abbiamo passato così. Siamo siete organizzati per notte? E poi noi siamo organizzati lì, un po' sentati, un po' camminati, non l'avevamo di là, ero in strada. Ma ieri siete i patocchi? Sì, lì il patocchi, sì, già detto anche prima. Quando il patocchi lì era ingrumato quasi tutta la India, era lì vignude. Che erano lì a Tori, insomma, erano gli sdocchi lì. E come ha tu chiatato? E abbiamo chiatato in questi borghesani, i paesani, vedo, fra di noi altri, so ieri. Hai visto di qualcuno? Sì, in particolare.
Come non mi ricordo più tanto. O sai che era venuto un tocco lì, anche la venerina lì, che dice un pet, e aveva una bottiglia di cognac e non deve un teninin di beve, parco chiapperi un teninin di coraggio. Però tra che si era spaventati, non si sapeva neanche, sì, neanche, non si sapeva che si diceva, no? Ecco, ero in furia, ecco, proprio in furia. E più che altro aveva il fastidio di quell'uomo perché non poteva camminare, e poi con spavento aveva le gambe smalate, sì, aveva tenuto tutta la notte sentata, ho segnato un po' partiare, poi niente, non aveva niente, aveva anche persone cuviate così, e onde, non aveva niente di niente. Qui ha tu aiutato, poi qui ti ha aiutato te? E bene, si aiutava lì, in quei momenti lì, un con l'altro, si favelava, si domandava, sì, dopo insomma sì, ormai si è sconosciuto ragionare la situazione che era e così in restarsi senza casa, senza niente, sono tutte le strade praticamente. E era distrutta la chiesa? E la chiesa era distrutta e spaccata, no? Non poteva stare dentro, anche lì era proibito, neanche non là dentro, non perché per venire un tocco tu eri dentro e tu stavi sotto, non erano proibiti, non là anche chiese, perché le cose se venivano spesso e volentieri, no? E allora lì era tanto pericoloso. E si è venuto dopo su di schiampone, ogni tanto si tirava fuori anche dei vestiti, qualche altro. Dice che se aveva anche roba di mangiare, di corse e dopo tornare a schiampare io. Perché se aveva paura, Dio, se stati momenti lì terribili. Ecco. E c'è molto di là tu vissuto l'estate dal 76. Ho vissuto un periodo lì di patocchi lì con gli stand, sono sempre gli stand, sono lì sulle sbrande, sono stato lì. Il Fiorello gli era quasi sempre pognato lì perché non arrivava a camminare. Tra spavento, tra che gli era già le gambe un po' malate, gli era quasi sempre lì sulla branda pognette, tra che pioveva sempre. Gli era sempre umidi gli ecci, erano sempre umidi all'era. E noi eravamo implantati lì nelle cucine e noi non sportavamo la roba i militari. E loro sono organizzati, facevano mangiare lì il rancio, a mezz'ora la sera, a binore nos davano il caffè, insomma dopo per mangiare, sì. E dopo un periodo, dopo quando sono venuti in soccorritori, insomma, sin là dopo non siamo portati a fare, in 3 famiglie di sedili siamo portati via la via. Noi siamo andati all'olio e veniamo a ringraziare che non ci hanno aiutato, tanto non ci hanno aiutato. Qui è Gisofara? E ieri io con tutta la famiglia, il Fiorello, la Maria Grazia, l'Ivano e il Bruno. Dopo di sedile se ieri la Noemi, con sua Madonna che aveva quasi 90 anni, la Noemi di Sorchest, che stava al bordo del veleno. E dopo ieri l'Ernesto che sta in Treps, la femmina e 2 figli. Ieri i 2 fruttazzi, e Giuliano e che l'altro? Sapete no, che il calè che molla io in Treps, non mi vedo se chiamare. Insomma 3 famiglie siamo portate via, non siamo andati all'olio, ho visto la via, mi pare che mi è stato un 2 anni. Sì, sì, un 2 anni mi è stato perché sì, mi è stato 2 anni, forse anche più. Che ci facevi sulla via? E ho volevo aiutare. Io volevo anche il Fiorello come si sentiva, volevo aiutare a vendere, a tirare io i piarci, io volevo aiutare lì ad una famiglia e anche ad un'altra famiglia d'ogni, io ho aiutato. Sì, insomma, la Maria aveva a fare ore, a stirare, dopo un negozio aveva inclamato a aiutare, a lavoro, e l'Ivano veniva anche a lavoro che faceva il bianchino, e il Bruno lavorava alla via, l'aveva inchiappato in un fornace, e non a fare, proprio ma vicino lì, non mi visi come il paese, l'ha lavorato.
Ti ricordi sto dell'operato, del compito dei volontari? Beh sì, i volontari sono miei doni e dopo subite hanno aiutato, hanno portato, facevano, venivano a cerire, aiutavano, che non scoventavano, insomma non davano una mano, ecco, sì. Ieri in tanti volontari venuti. Ti visito di qualche don che ti aiutate, per chiase, per altri? Ma cosa penso io non hai presente, come forse sono smenteate, non hai presente. Però una volta mi visi che era venuto un grandissimo temporale qua in le stelle, ma era tan brutta e aia, io ero talmente spaventata che mi hanno chiappato su con la macchina un po' che mi hanno portato qui e qua, così è stato tanto come rilassi, che lo mi ricordi sempre. Io ero proprio partiare. Avevo tra che il tempo che era, la situazione che eri. E io insomma sono venuta dopo i volontari con la macchina e mi hanno chiappato e mi hanno portato giù un po' più per strada, giù, insomma finché mi hanno tirato su un po' di morale e allora dopo mi hanno tornato a portare sotto la tenda, che lo mi dice. E c'è che tu hai provato anche l'estate il sisma? E ho provato e non mi paura, tante paure, e perché si deve tanto fare per fare la chiesa, per finire la chiesa. E dopo che ho venuto sistemati, mi perduto tutto, e allora io demoravo, perduto tutto, feroce, che di tirare su, che aveva bisogno, e insomma avevo i burcetti, avevo qualche gallina, avevo insomma c'erano di tirarsi su in maniera, insomma, e purtroppo avevo perduto tutto e c'è venuto di fare. Mi sono chiappate con calma e non era niente di fare ormai. Ti visito di solidarietà dal paese, E bene, ma sì, il paese era quasi dei compagni praticamente. Sì, sì, era anche la pruda per dare una mano senz'altro. Ma la situazione che era in momenti lì dal paese, sotto, io non mi dice bene, perché ora in presso poco tutti allo stesso livello. Sì, qualche uno aveva la chiesa ben salvata e non l'ha patito tanto, però la paura era tanta per lui. e quando ieri lì di patocchie, tro tempo sono passati lì di patocchie. E mi è stato un bel piacere. Io come di preciso non mi dice, ma mi è stato un bel piacere. Sì, mi è stato. Io me la manda lì. Ah già, questa ragione non mi dicevi. E quando ieri lì di patocchie, aveva visto due insieme, facevano di mangiare Sì, insieme. era la cucina, avevo messo sulla cucina che faceva di mangiare Bruno anche un pezzo alla fare, però si dava il cambio, facevano un po' per rompere. Dopo erano i volontari che facevano anche loro e davano le mani e portavano loro il mangiare, insomma sì. Però era la cucina là che facevano il mangiare per tutti. Una tenda le tenevano le palle che portavano la roba, il mangiare, il medicinale, tutte queste robe lì. Lì era un miele anche, sì che avveniva. Sì, insomma, sì, c'è voluto insomma di organizzare il mio campo dopo in quei momenti lì, no? Quando sei tu tornata dentro le chiese dopo che è succeduto il terremoto? Troppo tempo dopo? Ma le case di tutto costruite? Sì, ma non a Bibi, giusto per io dicevo Ah, si venuto parecchie volte. ma subite dopo? E subito dopo proprio no, ma insomma se viene su anche per tirare fuori la roba che era in buona restate, quindi tirare fuori come vestiare, caliere in che non le lata, viene salvato. Vestiare, c'è caliere poi insomma viene tirato fuori. Però come anche come caliere qualche mobile armaron, ho vinto tirato fuori anche sono io sui camion di Faran, sono io scappano. Ecco, vai. Allora, la roba dice che il po' che le resta dentro in molte chiese, che era qualche armadio, qualche chiadre, qualche insomma bon e sono venuti il camion di Fara e l'ha portato via anche non me la nostra roba, la fa sta in viaggio, la me la via tante robe, la via aveva un grande stanzone là, non sai che aveva un teatro, non sai c'è.
E hanno portato via la roba di tanti di sedili, la roba hanno portata via per salvarle. C'è che l'era restata che andava fuori di schiasi, sono venuti che loro andavano fuori e hanno portato via la roba. Ma di tanti di sedili, non me la nestra, hanno portato via. E dentro le chiese ci sono chiari, hai visitato di altri? E allora lo trovi, spaccature da ogni banda, cuviata allora mi partiare, e allora di fa paura di entrare, faceva paura di entrare perché era un pericolo. Che tanto le vere e tiravano fuori per i balconi anche la roba perché non si fidavano. In sala al Capri che non puoi di contare? Ma io non mi vengo. Sarà un ben in particolare, ma non ti vigni. Allora sì, era anche qualche ferita, allora una femmina là, l'Angelina si chiamava, che l'hanno portata all'ospedale, correndo anche a Chiatale, là, che era banda di Gorizia all'ospedale. Io con me non mi visita, anche voi ci sapete tanti poi, ma con me sono passati tanti anni che io non mi visito. Io ringrazio anche chi di fare che non sono andati nemmeno, non sono aiutato. Ma tu anche mo contatti con loro? Ho sempre contatti, loro sono venuti a Chiatano, non sono a Chiatano loro, ho sempre contatti. E ora è presente, non si mai smenteas per loro. Poi rotolo dentro. Sì, una cassetta. Prende il paesaggio. Dopo il capo e quindi no, non mi porto. Ma io se faccio la roba, non so neanche di che te di muro. Parlare dopo Ma sempre c'è barca al capo. Io non ti devo dire che tu ne sai. No, io pensavo non mi